Qual è il modo migliore per ricordare una persona se non attraverso ciò che più amava quando era in vita? E Gavinuccio Canu, scomparso lo scorso febbraio, più di tutto amava la musica. Per questo l'associazione a lui dedicata ha organizzato a Sassari il tributo Non si può iscancellare, Sezzidi e Ascolta, una 3 giorni di concerti che ha preso il via mercoledì. L'evento, inserito nel programma di Sassari Estate, sta portando sul palco di Piazza Monica Moretti fino a venerdì 21 gruppi e artisti intervallati dal DJ set di Davide Merlini, che hanno subito accolto con entusiasmo l'invito dell'associazione. Ogni sera band che hanno fatto la storia della musica new wave e post-punk in Sardegna e nuove formazioni eseguono principalmente i brani che Gavinuccio amava profondamente. L'associazione culturale Gavinuccio Canu è nata a maggio con lo scopo di mantenere in vita la sua memoria artistica attraverso concerti, spettacoli, mostre e la pubblicazione delle sue ultime canzoni e dei suoi scritti. Tutti ricordano Gavinuccio Canu come il cantante del gruppo post-punk Atro, pioniere della dark wave apprezzato in tutta l'isola. Era anche un cantautore solista, autore di brani in italiano e in dialetto sassarese. Le cronache di quelle difficili giornate in cui tantissimi amici e volontari si erano attivati immediatamente per cercare Gavinuccio, di cui non si avevano più notizie da diversi giorni fino al tragico epilogo della vicenda, si spera possano diventare un lontano tristissimo ricordo. Ora quello che conta è tenere in vita lo spirito di un artista e la musica sicuramente è la miglior voce della memoria.